Continuiamo l'intervista e non poteva che venire per il Montecchio Adrià Català. Allora, intanto, dopo un bel pezzo che non giocavi, com'è stato entrare in pista e giocare una partita, soprattutto un derby di questo livello? Sì, molto, molto bello, no? Perché sono tornato a divertire in pista e in più secondo me non potevo scegliere partita migliore che qua a San Drigo, un derby con due squadre che hanno giocatori secondo me importanti per la categoria e molto, molto bello, un po' meno per il pareggio alla fine, però contento di essere di nuovo in pista. Allora, ti ho visto personalmente un po' impacciato all'inizio, inizio prima della gara. Quindi ho detto, vediamo adesso la prestazione di Adrià. Poi però hai fatto delle cose eccezionali. Beh, dai, è andata abbastanza bene, tenendo conto che ho fatto tutto dicembre proprio fermo, ho iniziato ad allenarmi lunedì e vabbè, dai, tutto sommato. È difficile giocare qui in questo campo contro la tua squadra, si può dire, la tua società. Sì, è ovvio che noi sapevamo che oggi era una partita dura, perché il Sandrigo comunque è una squadra, cioè, di tutto il rispetto per la categoria, ma noi volevamo portare a casa i 3 punti, siamo un po' dispiaciuti per quello, ci eravamo quasi riusciti, è vero che abbiamo avuto mille difficoltà in tutta la partita con Stefano che si è fatto male 2 volte, il rosso Cartellini di contro. abbiamo fatto 8 minuti in 3, però comunque dai, teniamo buono questo punto e secondo me se ci facciamo forti in casa e vinciamo le partite in casa e così faremo che questo punto sia buono. Benissimo, allora ringrazio Adrià per la sua prestazione, per quello che ci ha detto. In bocca al lupo per i prossimi incontri. Chiudiamo qui l'intervista e buonasera a tutti quanti voi. Grazie mille.